velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Particolarmente forte, ma non escluderei del tutto la Red Bull o la Ferrari. Sappiamo che hanno il talento e le risorse per affrontare qualsiasi difficoltà, quindi potrebbero iniziare la stagione lentamente, ma credo che introdurranno novità importanti dall'inizio della prima gara europea. Italia per la gara di oggi che si preannuncia memorabile. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi ci troviamo proprio sull'asfalto pronti a intraprendere questa nuova gara. Ci troviamo in Australia, a Melbourne, circuito di Albert Park. Avete visto le qualifiche, anzi no, le prove libere nel video precedente a questo. Avete visto sicuramente che non ho caricato il video delle qualifiche proprio perché ho avuto dei problemi di registrazione. Adesso ho cambiato programma di registrazione e vediamo adesso se la qualità, sia video che audio, che la sincronizzazione siano ovviamente a posto. Tramite un commento potete farmi sapere la vostra opinione sicuramente quando questo video uscirà, quindi mi raccomando, spero di non avere problemi perché l'altra volta, mi sembra che è stato ieri, sì, stavo facendo appunto il video di Formula 1 2015, quindi sia le qualifiche che la gara, tutto il resto, e poi a un certo punto si è interrotta la registrazione e ho dovuto buttare il video perché ero rimasto tipo a 20 minuti su 40 di registrazione, quindi era inutile caricare quei 20 minuti che erano degli spezzoni in pratica. Niente, l'assetto già lo conoscete perché l'avete visto nelle prove libere. Sono riuscito a ottenere la terza posizione in griglia, quindi un'ottima posizione. Davanti abbiamo Sebastian Vettel, quindi primo posto oggi per la Ferrari. Come strategia di gara ci fermeremo al sesto-settimo giro per mettere gomme dure e la gara finirà al 15° giro. Abbiamo gomme morbide ovviamente della qualifica, non molto usurate perché ho girato un giro solo, ho fatto 1:28.118 come miglior tempo e sono finito terzo, quindi sono soddisfatto. Non si può cambiare la strategia proprio perché è quella consigliata e la gara durerà circa 22 minuti, quindi ragazzi pronti? Eccoci nel nostro posto di partenza, terza posizione, facciamo rompare il nostro motore, mettiamo il carburante al massimo e via. Ed ecco che parte la Williams. Attenzione, Hamilton secondo posto, Vettel, vediamo se riusciamo a introdurci tra i due. Attenzione, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si toccano e riusciamo a intrufolarci tra i due. Mamma mia, grande azione della Williams. Le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Oh, stavo leggendo la scritta, ma intanto primo posto guadagnato. Non credo di aver creato problemi perché mi sono inserito e ho lasciato l'esterno a Vettel e l'interno ad Hamilton. Non credo di aver creato alcun problema, infatti il gioco non mi ha dato alcuna penalità. È stata una mossa, diciamo, corretta, non è stata una mossa diciamo molto solita, però siamo riusciti a prendere la prima posizione qui in Australia. Allora, abbiamo al secondo posto Vettel, poi Massa, sicuramente Hamilton sarà stato coinvolto nell'incidente, sarà uscito fuori pista, non si sa bene cosa sia successo, però mi ha toccato la gomma posteriore, doveva frenare un pochettino per darmi un po' di spazio perché ormai mi ero inserito. Andiamo, perfetto, non abbiamo neanche tagliato la curva, stiamo girando al massimo, questo giro lo voglio spremere fino all'ultimo con la miscela carburante grassa. Al termine di questo giro vedrò di cambiare un attimino le impostazioni della miscela di carburante. Vi faccio dare intanto un'occhiata alle gomme, ai pneumatici posteriori, perfetto, e anche quelli anteriori. Andiamo, la frenata è bilanciata in maniera intermedia, non è né sull'anteriore né sul posteriore. Bene, primo giro ultimato, cambiamo il carburante standard a tutta manetta, spero che si senta tutto per bene. Eccoci, Bottas, giro veloce, per adesso si entra nuovamente in curva, benissimo, primo settore affrontato in maniera egregia, abbiamo recuperato circa 2 secondi, ecco qua ci sono appunto anche rottami per via dell'incidente avvenuto nelle file precedenti. Andiamo, questa è una curva un pochettino complicata perché fa perdere un pochettino.
perfetto. Stiamo distaccando Sebastian Vettel davvero di tanto. Vediamo se possiamo adesso affrontare nuovamente il primo settore. Vediamo quanto abbiamo fatto. 2 secondi e 10 decimi e un decimo, perfetto. Vediamo un po', le gomme però stanno iniziando a risentire qualcosa, infatti dobbiamo un attimino rallentare il ritmo. Io ho provato a fare parecchi giri anche nelle prove libere, avete visto che le gomme si consumano molto rapidamente con soprattutto aumentando la pressione dei freni. Ho tagliato un po' la curva, perfetto, abbiamo recuperato 3 decimi su Sebastian Vettel e Felipe Massa continua a seguirlo. La difficoltà vi ricordo ragazzi che è leggenda, quindi l'ho aumentata nelle prove libere perché avevo visto, l'ho aumentata nelle qualifiche perché ho visto che stavo girando davvero troppo forte, quindi ho dovuto aumentarla a leggenda e niente, adesso stiamo procedendo alla velocità massima. Intanto si continua qui a Melbourne in Australia, mamma mia, stavamo per finire nel muretto esterno, siamo molto distanti da Sebastian Vettel, avrà recuperato. Adesso il DRS è consentito, puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Sebastian Vettel ha recuperato 5 decimi di secondo. Sta lentamente recuperando terreno. 5 decimi di secondo perché appunto, come avete ben potuto vedere, stavo per finire. Che cos'è questa? DRS abilitato. Stavo per finire nelle protezioni esterne, quindi attenzione. Tanto sono riuscito a diminuire A questo punto le gomme dovrebbero essere un po' consumate. Forse noterai una graduale perdita di aderenza. Comunque dovrebbero reggere ancora un po'. le gomme si stanno consumando rapidamente, infatti Vettel recupera 2 decimi di secondo ogni settore, quindi dobbiamo stare attenti a recuperare. E il fatto che lui ha messo sicuramente anche la miscela grassa, quindi recupererà. Aia! Rapidamente, speriamo nessun danno. Mi ero messo a guardare un attimino dietro, ragazzi, devo Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Devo continuare a concentrarmi. Abbiamo perso altri 2 decimi. Allora, vediamo di riprendere la concentrazione. Vediamo un po', mettiamoci nuovamente sui danni. E vai, si continua ancora nel terzo settore. Affrontata stavolta in maniera pulita questa curva. Non voglio sovraccaricare molto le gomme perché voglio fermarmi almeno al sesto giro. Ancora si va in avanti. La lotta adesso si infiammerà perché probabilmente Vettel cercherà nuovamente di riprendersi la posizione. Sarà adesso pronto per l'attacco. Devo riattivare la miscela grassa per cercare di difendermi. È molto vicino adesso. Potrà attivare Giri all'apertura della nostra finestra del pit stop. Ti monteremo le gomme dure. Bene, allora ho dovuto riattivare necessariamente la nostra miscela grassa perché Sebastian Vettel è pronto per l'attacco. È a 5 decimi di secondo. La gara si fa molto interessante. Eravamo riusciti a recuperare tanto nei primi giri, probabilmente anche per la nostra miscela, ma adesso devo cercare di riprendere la mano. Andiamo. Le gomme non rispondono bene. Vai, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Perfetto. Olè. Ecco, infatti abbiamo recuperato 2 decimi di secondo, ragazzi, avete visto? La nostra miscela grassa riesce un po' a sostenerci. Bene. Perfetto. L'abbiamo allontanato un pelo, ma ancora è sempre pronto a sgraffignarci la posizione. Ancora si continua sotto il muretto di Melbourne. Perfetto, vediamo se questo secondo settore lo possiamo affrontare bene. Benissimo, anche l'altra curva. Ah, no. Ah, è la prima curva che ho tagliato, dai. Maledizione. Vabbè, non abbiamo ricevuto nessuna penalità. Purtroppo ero troppo veloce e non sono riuscito a frenare. Intanto Vettel credo che sia ormai a un secondo. Attenzione ancora, cerchiamo di andare in avanti. Devo cercare di spingere con queste gomme. Vai, perfetto, siamo ancora primi. Abbiamo usato il 25% del carburante iniziale, quindi te ne restano 3/4. Bene. Ora l'auto dovrebbe sembrare molto più leggera. Sì, infatti. Ma eccolo che arriva Sebastian Vettel a 5 decimi di secondo. Si avvicina tantissimo con l'ala mobile posteriore. Ancora continua a darci fastidio. Stiamo tentando di reggere, ma abbiamo la gomma anteriore sinistra che è molto usurata per via delle grosse frenate che ha subito. Grossi riscaldamenti per via appunto di questi grandi rettilini che ci sono. Meno male che ho sistemato l'alettone come si deve. Riusciamo ad avere sempre tantissima aderenza meccanica. Attenzione. Ancora Vettel molto vicino, sta recuperando tantissimo. Vediamo se possiamo procedere. È a 3 decimi di secondo. Le gomme si sentono che non sono più... sicuramente Vettel è stato molto più bravo di me a mantenere l'integrità delle gomme. E attenzione. Oh mamma mia, questa volta l'ho consumato davvero tanto. Ed eccolo che arriva.
Eccolo, ce l'abbiamo dietro ragazzi, è pronto per il sorpasso, dobbiamo stare concentrati, attenzione ancora, abbiamo anche Massa che è il nostro compagno di squadra, vediamo un po', siamo... Ehi, mamma mia, l'avete sentito, era appunto dietro che ci ha dato una bella un bello spintone, attenzione, che è successo? Dov'è Vettel? È sparito? Mamma mia, sicuramente l'avrà passato Felipe Massa, vediamo un po', è successo qualcosa, vediamo dove è finito Vettel, dov'è la classifica? Allora, classifica, posizione, no, direttore di gara, vediamo dove è finito Sebastian Vettel. Ehi, ma dov'è? Attenzione, vediamo un po'. Dov'è? Sebastian Vettel, Ferrari, dov'è? Non lo trovo, non lo vedo. Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen, scuderia Ferrari, dov'è? 14esimo è finito, sicuramente ragazzi ci ha toccato con la gomma in quella parte di circuito e ci ha mandato dall'altra parte. Attenzione. Procediamo, siamo al quinto giro. I tuoi pneumatici si stanno usurando, regola l'andatura. Ah, bene, abbiamo Nico Rosberg di dietro che tenta il sorpasso a destra, attenzione ancora, ecco la Mercedes che avanza, mamma mia. Vediamo se possiamo riprenderci la posizione, ma la vedo difficile ragazzi. Scendi in seconda posizione, spingi sul pedale e andiamo a riprenderci la prima. Ci prova amico mio, mettiamo la miscela carburante grassa e che le nostre gomme ormai non ce la fanno più. Non so questi come hanno fatto, attenzione abbiamo Kimi Raikkonen alla nostra sinistra che tenta il sorpasso, io cerco di dargli spazio e lui taglia un pochettino la curva, va largo e riesce a... Rosberg è appena passato in testa. riesce a ottenere la sua bella posizione. Vediamo se possiamo partire all'inseguimento di Kimi Raikkonen. Andiamo ragazzi, vediamo un po' se riesco a prenderlo. Vai, vai, vai. Siamo andati un pochettino larghi. Attenzione, le gomme, mamma mia, non la reggo più questa macchina. Continuiamo. Sainz dietro di noi. Intanto vediamo se possiamo andare all'inseguimento di Kimi Raikkonen, terza posizione. Purtroppo il team richiede la seconda posizione, o almeno la prima, per essere sempre accettati. Però dobbiamo fare del nostro meglio. Comando, fermati ai box a questo giro. Sì, attenzione. Ancora, ma io questa curva in pratica non la taglio sempre, ma... La riserva si sta esaurendo, presto dovrai ridurre i giri del motore. Va bene. Abbiamo girato davvero benissimo nei primi 3 giri. Adesso stiamo cominciando un po' a perdere tutto quello che abbiamo fatto perché le gomme non stanno reggendo più. Facevo meglio sicuramente a fermarmi un giro prima. Un pilota Red Bull sta per effettuare una sosta. Vediamo la squadra in fermento ai box. Bene, entrata ai box adesso. Per quanto riguarda l'incidente di Vettel, non credo sia stata colpa mia perché io gli avevo dato lo spazio a sinistra, lui invece voleva passarmi dove c'era il muretto. Ah, eccoci qua immediatamente i nostri meccanici, vediamo in quanto riescono a fare il pit stop in 2 secondi e 4. Mamma mia, sembrano i meccanici Ferrari del Gran Premio precedente. Intanto il carburante è... vediamo a quant'è, dobbiamo stare attenti perché forse ho spinto troppo. Alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Va bene. Ok. Procediamo. Speriamo che il carburante ragazzi basti La per... vettura dietro di te corre un numero di giri nella media. Chi abbiamo davanti? Abbiamo Stevens, probabilmente dovrà entrare nel box. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa, visto che abbiamo le gomme molto fredde. Cerchiamo... Resta il 60% del carburante iniziale, hai il 60%. Perfetto, abbiamo ancora la possibilità di girare con la miscela grassa per un giro. La tengo per l'ultimo giro ragazzi, per gli ultimi 2 giri. Vediamo se possiamo prendere Stevens qua davanti a noi. Ancora si continua in avanti con la Williams, avanti a tutta forza. Eccolo qui, vediamo se possiamo introdurre la nostra macchina in curva. Bene, affrontata bene stavolta. Vediamo se possiamo prenderlo. Siamo appunto alle sue ore 6. Vediamo, abbiamo il DRS anche pronto. Qui dobbiamo attendere sicuramente il primo settore. Tocchiamo un attimino la paratia esterna. Si stanno surriscaldando, risparmiati in curva. Mamma mia, l'ho toccato un attimino, non sono riuscito a frenare. Purtroppo è molto lento e non riusciamo a superarlo per benino. Vediamo se adesso possiamo staccare per bene in curva, gomma contro gomma con Stevens. Abbiamo un'ottima trazione e riusciamo forse a introdurre la nostra macchina davanti a lui. Perfetto, ottimo sorpasso. Intanto ancora si procede con le gomme dure verso il termine di questo Gran Premio. Ancora molto bene. Felipe ha 3 posizioni di vantaggio su di te. Si passa adesso dai box e a quanto pare siamo riusciti a superare parecchi piloti. Benissimo, entriamo nuovamente avanti, siamo quinti, attenzione. Hai raggiunto il quinto posto. Allora, bandiera gialla, ci sarà stato qualche Red Bull è incidente. uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Perfetto, vediamo che abbiamo davanti, abbiamo Felipe Massa, attenzione che è fermo. Che cosa è Felipe successo? sta rientrando ai box, gli è esplosa una gomma.
Wow, foratura per Felipe Massa, ragazzi. Libera, bandiera verde. Siamo in quarta posizione con Raikkonen davanti a noi. Allora mi devo concentrare molto bene per riuscire a recuperare. Rientrerà ai box in questo giro per un cambio gomme a forato. Devo concentrarmi, ragazzi, per Devi rallentare prima di entrare in curva. Non Sì, scusami. Ma sono molto preso dalla foga. Dobbiamo cercare di recuperare su Kimi Raikkonen. Problemi per Felipe, è esploso. Sì, ho capito, amico mio. Basta ripetere sempre la stessa cosa. Perfetto. Abbiamo la Ferrari di Kimi Raikkonen davanti a noi. Dobbiamo cercare di recuperare questi. Perfetto. Abbiamo 3 secondi di svantaggio, ma credo di poterlo diminuire. Avanti. Devo cercare di concentrarmi e recuperare e girare come ho girato nei primi 3 giri. Perfetto, eccolo. Dobbiamo entrare nella scia di Kimi Raikkonen. Bene. Eccoci qua. Ah, addirittura Nasr. Ah, è entrato qualcuno ai box. Perfetto, vediamo un po' se riusciamo. Terza posizione. Ovviamente, vediamo se possiamo continuare su questa strada. Non ho visto quant'è il nostro distacco. Vediamo di capire. È molto lontano Raikkonen, che è al secondo posto per adesso, vicino a Nico Rosberg. Avanziamo. Nuova frenata da questa parte. Siamo quasi alla fine della nostra gara, ragazzi. Mancano poco più di 6 giri. Poco meno di 6 giri. Allora ti resta il 50% di carburante. Ancora il 50% del carburante iniziale. Abbiamo recuperato 2 decimi di secondo su Raikkonen, ragazzi, probabilmente perché si sta avvicinando a Rosberg e dovrà intuire il modo per passarlo. Intanto noi stiamo procedendo sempre. Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Che è successo? Attendi le bandiere verdi. C'è una macchina ferma. Ancora Felipe Massa, ma dai. Ma perché? Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Abbiamo recuperato altri 3 decimi di secondo. Ci stiamo avvicinando a Raikkonen della Ferrari, ragazzi. Felipe sta rientrando ai box, gli è esploso una gomma. Ho capito, ma non riesco a comprendere perché non si mette fuori pista Felipe. Cioè, perché deve camminare, deve mettersi appunto in quelle zone un pochettino così trafficate. Lo stavo per investire. Tanto si continua. 50% di carburante. Vai, vediamo quanto siamo da Raikkonen. Vediamo un po'. Siamo quasi, mamma mia, abbiamo recuperato 1,5 secondi. Ma vede, perfetto. Andiamo. Oh, la taglio questa. No, meno male. Ora si continua. Raikkonen è molto vicino. Lo stiamo per beccare, ragazzi. Perfetto. Molto bene. Allora, le gomme le sento ancora discrete. Vediamo come sono. Infatti la gomma sempre anteriore sinistra rompe le scatole, però. Vai. Che è successo? Mamma mia. No, forse stavo guardando un altro tempo io, maledizione. È sempre a 3 secondi il maledetto. Forse si è allontanato. Avevo visto 1 secondo se non sbaglio io. Ma forse sarà stato. Infatti ma vediamo cosa succede, ragazzi. Adesso dobbiamo guardare il prossimo cronometro. Abbiamo perso qualcosa forse. Ecco, di nuovo a 3 secondi. Era 1,9 secondi se non sbaglio. Andiamo. Però 5 decimi li abbiamo recuperati di sicuro. È molto veloce però. Caspita. Vai. Troppo larga. Maledizione. 5 giri alla fine. All'inseguimento di Kimi Raikkonen. Vediamo un po'. Vai. Sto dando il massimo, ragazzi. Tanto entra ai box Felipe Massa e Raikkonen a 2,9 secondi. Ritardo su Raikkonen, circa 3 decimi a giro. Ma quali 3 decimi a giro? Se vedo che riusciamo a recuperare sempre qualcosa. Andiamo. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Perfetto. Ora lo voglio fare, ragazzi. Voglio recuperare un po' qualcosa. Avanti, voglio recuperare. Hamilton ha appena recuperato 3 secondi nell'ultimo giro. Reagisci. 3 secondi. Vai. Abbiamo la Siamo miscela. scesi al 40%, carburante al 40%. Vai. Ha recuperato altri 6 decimi, maledetto. Perché io mi devo un attimino riprendere. Devo riprendere la concentrazione. Vai. Rosberg è primo. Sì, lo so, perfetto. Vai. Vediamo adesso come va il carburante. Dobbiamo cercare di risparmiarlo. Ma
Bene, 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 bene. Questa curva affrontata benissimo. Vai, vai, vai. Eccolo là, adesso è molto più vicino. Vediamo a quant'è adesso. Vai, vai, che dobbiamo prenderlo. Vai, vediamo a quant'è. Allora, iniziamo No. a notare sintomi del logorio alle gomme. Al momento non dovrebbero darti troppi problemi, ma inizi a perdere aderenza. Me ne sto accorgendo, ragazzi. Mi sa che dovevo attivare la miscela grassa prima, quando eravamo a 1 secondo e 9. Adesso con le gomme che si stanno usurando, guardate un po', soprattutto quelle posteriori, non riesco più a tenere il ritmo di Raikkonen. È a 3 secondi e 9, adesso siamo arrivati anche a 1 secondo e 9 di distacco, però adesso non riesco più a prenderlo, è molto veloce. Abbiamo 3 giri alla fine. Ancora si continua, ci sono dei doppiati qua davanti, forse riusciranno a darci una mano. Stavolta ho sbagliato io, troppo largo. 3 secondi e 6, vedete ragazzi, recuperiamo 3 decimi, poi ne perdiamo 3, poi ne recuperiamo 5, poi ne perdiamo 2, a seconda degli errori che facciamo a vicenda nelle varie sezioni del circuito. Tanto si continua, vedete sempre a tiro, vedete la macchina nella mappa, vedete dov'è, è sempre là, pronto per essere preso, però la macchina non fa quel salto in più per recuperare tutti quei punti. Ecco. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Scusa amico mio, ma non me ne sono La neanche... distanza dalla vettura dietro di te è di 6 secondi, dai così. Perfetto. Vedete, io quando mi impegno per girare meglio di Raikkonen riesco a girare quanto lui, però ovviamente Hamilton riusciamo a distaccarlo sempre per bene. Attenzione, intanto taglio qualche curva perché neanche me ne rendo conto. Perfetto. Più che altro adesso cerco di mantenere, ecco, a 5 secondi adesso Raikkonen, cerco di mantenere la posizione per evitare... Raikkonen guadagna 1 secondo a giro, ripeto, 1 secondo a giro. Lo so, ma adesso non mi sto neanche concentrando più di tanto ad acciuffarlo. Ci ho provato nell'11°, 10° e 12° giro, ma adesso sto cercando più di mantenere le gomme salde, visto che abbiamo 2 giri da affrontare, e tenere Hamilton lontano. Ok, l'auto dovrebbe essersi alleggerita parecchio, siamo scesi al 25% di carburante. Lo so. Vediamo un po'. Soli 5 secondi. Lo so. Abbiamo ancora un bel po' di carburante. Credo di potercela fare, ma non credo di poter mettere più la miscela grassa. Devo ancora capire come funziona bene il sistema del carburante. Tanto cerchiamo di vedere i danni. Le gomme credo che ancora ce la possono fare per 2 giri. Sì, penso di sì. Vediamo. Abbiamo recuperato senza saperlo. Ancora sto taglio curva. Non la sopporto questa curva. La potevano fare un pochettino più stretta. Non riesco a prenderla come si dovrebbe, altrimenti esco fuori, maledizione. Ma poi tagli curva che neanche sono tagli curva minimi, cioè passo sul cordolo, la sfioro la curva. Attenzione, abbiamo preso un pochettino di ghiaietta. Vediamo a che posto siamo ragazzi, tanto si continua, quasi 14° giro. Siamo a 4 secondi e 8, sempre abbastanza lontani dal nostro Raikkonen. Intanto Vettel purtroppo è finito non so dove, ma ho provato a dargli un po' di spazio. Attenzione, incidente probabilmente per Lewis Hamilton, non si vede negli specchietti, chissà dove è finito. Si continua intanto in avanti, pronti ad affrontare l'ultimo, quasi il penultimo giro di questa gara, emozionantissima per quanto riguarda la partenza. Poi siamo stati un po' fregati dalle gomme. Perfetto. Ecco, Raikkonen ormai continua ad allontanarsi, anche se è sempre a tiro, non è che è a 60 secondi. Perfetto. Vediamo un po', allora il carburante ce n'è abbastanza, le gomme sono abbastanza usurate, infatti io non riesco più a spingere con la gomma anteriore a sinistra. Ecco, dobbiamo cercare di stare calmi anche in questa curva. Ecco, così si dovrebbe affrontare, però vabbè. Per quanto riguarda la temperatura siamo a posto. Perfetto, avanziamo. Ormai è un circuito questo che conosco a memoria perché avrò girato 1000 volte in questi ultimi 6 giorni. Vai, 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 vai. Bene, bene, bene. Distacco, vediamo quanto c'è di distacco. Si entra nell'ultimo giro. Mamma mia! Ultimo giro.
Ultimo giro di questa gara, ormai siamo molto lontani da Rai. Raikkonen guadagna un secondo giro. Ha guadagnato un altro secondo in quel mio errore, ma purtroppo ho perso un attimino di vista la macchina. Si contiene stata una terza posizione che non è ovviamente pessima, siamo soddisfatti di questo terzo risultato, ma ovviamente c'è ancora tutta una serie di curve da affrontare, perché non è detto che ancora arriviamo al terzo posto. Hamilton, giro più veloce, io intanto mi sto mettendo a dormire qua perché guardo dietro, avanti, su e giù. Perfetto, devo mantenere gli occhi sulla pista. Perfetto, ancora. Affrontiamo la curva. Molto bene. Le gomme. Mamma mia, queste gomme, la gomma anteriore sinistra è davvero pessima, non riesco. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, recupera 2 secondi a giro. Molto veloce. Abbiamo anche qui il controllo dell'ingegnere. Eccolo qua. Andiamo. Perfetta questa volta. Sei in terza posizione. Che? Davanti c'è Raikkonen. Il distacco è di 7 secondi. Stai perdendo circa 1,2 secondi a giro. Hai dietro Hamilton. Vi separano 15 secondi. Sei all'ultimo giro. Grazie amico mio. E Nico Rosberg vince il Gran Premio d'Australia qui a Melbourne, Albert Park. Attenzione, arriviamo anche noi a 7 secondi di distacco da Kimi Raikkonen. Arriviamo terzi, passiamo accanto al muretto dove ci sono ovviamente i nostri ingegneri, e una grande vittoria simbolica per il nostro grande Valtteri Bottas. In diretta, eccoci qui, arriviamo al terzo posto in questa grande gara, ed eccoci qui, terza posizione per il nostro ottimo pilota. Davvero partiti dal terzo posto, siamo arrivati terzi dopo grandi sofferenze. Al primo giro, primo, secondo, terzo, quarto giro eravamo un po' su di giri perché potevamo arrivare anche primi. E intanto ecco la festa del podio. Il nostro Nico Rosberg realizzato anche molto bene con lo champagne in mano. Raikkonen arriva secondo, quindi fa guadagnare un po' di punti alla Ferrari, ma anche la Williams si fa vedere nel campionato costruttori. Vince Nico Rosberg! Nico Rosberg conquista la vittoria qui al Gran Premio d'Australia a Melbourne. Bella gara del pilota tedesco. Bravissimo Nico, splendido risultato per lui. Direi che come inizio di stagione non è affatto male. Dopo questo weekend frenetico penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima gara. Grandi, intanto ragazzi, Vettel è arrivato 19esimo per un incidente appunto con il sottoscritto, ha investito nel secondo settore nella zona del rettilineo delle palme, non è stata appunto colpa mia, non ero intenzionato a farlo investire, volevo dargli un po' di spazio a sinistra, invece lui si era messo a destra. Lewis Hamilton è arrivato quarto con 15 secondi di svantaggio su Valtteri Bottas. In seguito siamo arrivati, abbiamo girato anche molto bene, 1.28 e 628 rispetto a Hamilton 1.25, però ce la siamo cavata, dai. Direttore di gara, vediamo cosa dice. Gli incidenti, vediamo un po' cosa è successo. Ecco quello che è successo, vediamo un po'. Ecco, limite della pista superati, taglio curva, collisione con Alonso. Vediamo chi è che ha investito con Vettel. Vediamo dov'è. Collisione con Vettel, non c'è. Ha investito da solo allora. Taglio curva. Vediamo dov'è Vettel. Valtteri Bottas, taglio curva. Tutti taglio curva, limiti della pista. Vettel l'ha investito da solo a quanto pare. Niente, poi c'è stato Lewis Hamilton, collisione con Bottas. Eccoci qua. Vediamo dov'è Vettel. Nico Rosberg. Ci dovrebbe essere, forse non lo vedo io. Nico Hülkenberg, niente, non c'è. Va bene, noi ragazzi torniamo indietro, procediamo. Siamo al terzo posto ovviamente, avanziamo. Spero, ecco qua la partenza ragazzi, vediamo un pochettino quello che è successo. Guardate un pochettino come si mette in mezzo appunto Valtteri Bottas. Guardiamo un po' con molta attenzione. Eccoci, ecco, aspettate, torniamo un attimino indietro, vediamo un po'. Allora noi avanziamo. Allora, vediamo un po' se si può. Ecco, perfetto, guardate un pochettino, guardate, ecco, noi siamo proprio per i fatti nostri. Lewis Hamilton si butta per primo, guardate, ecco, nella ghiaietta per tagliare la curva. Eccolo, guardate, mentre noi procediamo tranquillamente, lasciando Sebastian Vettel sulla sinistra. Guardate, Sebastian Vettel si prende la sua pista, ci dà spazio, mentre Hamilton, eccolo, che passa sulla ghiaia. Ma di sua spontanea volontà, non è che l'ho spinto io, guardatelo, eccolo, lui parte, si butta nella ghiaietta, poi noi tagliamo e ci mettiamo dentro e continuiamo. Ecco appunto, passiamo, eccoci qua in prima posizione con dietro Vettel. Ecco, guardate il distacco che avevamo con le gomme ben salde
e ovviamente con la miscela del carburante al massimo. E vediamo di procedere. Eccoci qua. Vediamo anche, mamma mia, beh, è una bella gara, eh? Vediamo un po' se possiamo passare a Sebastian Vettel. Una piccola, eccoci qua, un piccolo, come dire, vediamo un pochettino passare anche a Lewis Hamilton. Eccolo qua, entriamo nella sua posizione di guida. Ecco, si parte. Vediamo se possiamo partire. Ecco, Lewis Hamilton parte. Eccolo qua, ragazzi, potete vedere che ci chiude a sinistra. Noi ci siamo, appunto, siamo in mezzo. Eccolo qua, lui taglia la curva, si mette in mezzo e poi il contatto con noi stessi. Ecco, un altro contatto e rientra. Forse noi gli abbiamo dato, come dire, poco spazio. Ecco, voglio vedere di nuovo questa parte. Eccolo qua, vediamo, procediamo. Ecco, noi siamo appunto alla sua sinistra. Non gli diamo fastidio, siamo verso Vettel. Lui si butta a tagliare la curva e poi rientra in pista e si scontra con la nostra autovettura. Poi sbatte di nuovo e cerca di rientrare dietro a Ericsson e tutto il gruppo. Addirittura dietro altro incidente. Mamma mia. E niente, ragazzi, una bella gara, direi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.